Questa sera a Follina il ristorante stellato La Corte ospiterà la cucina stellata di Christina Bauermann. Sarà un'esplosione di gusti unica. Diciamo che sicuramente definisco la mia cucina come cucina contaminata, quindi una cucina molto aperta al mondo in generale. Ritengo che la contaminazione con altre culture, l'apertura alle altre culture sia fondamentale, ma non soltanto per il cibo. In realtà si tratta proprio di uno stile di vita e una profonda fiducia nel mondo e nel prossimo. Perché a un certo punto della mia vita ho scoperto una vena creativa che pensavo di non avere. Io sono cresciuta in una famiglia con mia sorella architetto e mia mamma l'artista di casa, io quindi non ero una di quelle persone che era addetta o comunque che pensava di avere una vena creativa. Poi invece me la sono scoperta, ho lavorato per 10 anni come disegnatrice grafica e in realtà poi sempre in campo creativo sono passata dal computer alla padella. La mia cucina è una cucina che parla nettamente mediterraneo, ecco, io la definisco un po' come la lingua italiana che è fatta, no, di tanti dialetti, la nostra cultura. Allora la mia cucina la definisco un pochettino questo, ecco, non è altro che un sunto delle mie esperienze che girano tutte solo ed esclusivamente in Italia, ecco. Beh, ho cercato di preparare qualcosa che fosse un po' diverso, nel senso che comunque mettesse in evidenza quali sono le mie caratteristiche, le caratteristiche della mia cucina, ma nello stesso tempo qualcosa magari di diverso rispetto a quello che si mangia normalmente, proprio per aiutare a ricordare, perché come dico sempre io, non è importante ricordarsi tutti i piatti, ma almeno uno, quindi sicuramente influenze asiatiche, però sicuramente molte influenze pugliesi. Il fatto stesso di aver preparato una pasta mista, che poi è una pasta di Gragnano, di Pastificio dei Campi di Giuseppe Di Martino, che a me piace tantissimo, mischiato forte con frutti di mare che però vengono contaminati dal miso, dal bonito e le alghe, secondo me è una cosa che rimarrà impressa, spero. Cosa consiglia a un giovane che vuole intraprendere la strada e diventare uno chef? Studia tantissimo, molta umiltà, soprattutto non pensare mai di essere arrivato, nel senso noi siamo un po' come i calciatori, no? Possiamo scomparire da un momento all'altro, quindi quello che rimane è veramente quello che si è acquisito, quello che si è imparato per tantissimi anni e la propria autostima può derivare solo e soltanto da quello, non dai riconoscimenti esterni.